Siamo all'Istituto Quasimodo di Agrigento con la dirigente scolastica Annellina Librici, se ci aggiorna su ciò che sono le vostre attività didattiche. L'Istituto Quasimodo ha operato tranquillamente e serenamente durante quest'anno scolastico. Le attività si sono svolte fin dall'inizio, fin dal primo giorno in presenza. La scuola si è dotata chiaramente grazie ai finanziamenti ministeriali e anche regionali, di device che possono essere utilizzati dai ragazzi in presenza ma anche a distanza, li chiedono attraverso l'istituto del comodato d'uso. Ha da sempre messo il punto e comunque attenzionato quello che è la cura dei locali, della pulizia, la sanificazione degli ambienti laddove è necessario, e continuiamo la nostra attività regolarmente in presenza, senza, come ho detto già prima, senza grossi problemi o difficoltà, e speriamo insomma che tutto questo finisca nel breve tempo, anche per vivere più serenamente un po' tutti. Voi vi state preparando alle iscrizioni del nuovo anno formativo, ecco, che consigli dare per scegliere il vostro istituto? Come tutte le istituzioni scolastiche, a breve percorreremo questo periodo delle iscrizioni. Le iscrizioni inizieranno il 4 gennaio, si concluderanno il 25 dello stesso mese. Noi diamo come istituto, chiaramente proponiamo ai genitori di scegliere questa scuola per iscrivere i propri figli, perché non solo l'offerta formativa è ampia, varia e molto diversificata nei vari ordini di scuola, ma anche perché la scuola è dotata di docenti sempre preparati, in gamba, non solo, lavorano anche con tanta passione, sanno dare ai ragazzi, ai vostri figli sicuramente un'ottima preparazione per affrontare il percorso scolastico successivo.